Marcia indietro per chi dal put ha tentato invano di entrare all'interno delle mura cittadine con la propria auto. È scattato dalle ore 9 di questa mattina il divieto al traffico nelle vie del centro, misura attiva fino alle 18 e che rientra nell'ambito della prima domenica ecologica dell'autunno, in 80.000 in città. Cittadini che hanno accolto l'iniziativa con favore, altri meno. È un'ottima cosa, serve ed è anche salutare per tutte le persone, serve anche alla città. Le domeniche ecologiche fanno bene, l'importante è che siano rispettate però, perché se tutti hanno il pass e il contropass, ecco. Se non fosse che è una delle città più inquinate d'Italia dopo Taranto, Treviso, forse sarebbe meglio... Però insomma allora una domenica ecologica ci stanno come iniziativa, no? Sì, vabbè, ma secondo lei risolve tutto sto problema? Sono felice, strafelice. Perché? Perché avevamo bisogno, siamo troppo inquinati ormai. È stata una macchina, ha aperto le transenne Dopo Porta Santi 40. Sì, la porta dopo quella Santi 40, hanno anche aperto le transenne là. Si sono arrangiati, si sono arrangiati, ci è arrivata anche questa notizia. Non solo domenica ecologica, ma anche la tradizionale Marcia Advar che si è tenuta dentro le mura cittadine in mattinata. Domenica di sport poi per Treviso, che al Tenni ha ospitato la tanto attesa partita di Serie D Treviso-Mestre, culminata con la vittoria dei padroni di casa per 1-0. Partita per la quale erano state prese delle misure di sicurezza speciali, controlli della polizia locale, deviazioni del traffico e divieto di somministrazione di alcolici ai locali adiacenti allo stadio dalle ore 12 alle 18. Qualche rallentamento del traffico verso le 17:30 in zona stadio a causa del notevole deflusso di veicoli arrivati in occasione del derby e anche a causa delle deviazioni del traffico operate per motivi di ordine pubblico, viste le prevedibili tensioni tra le due tifoserie.